Eccoci, belli carichi ragazzi, belli carichi, andiamo di Scandinava, difesa molto sottovalutata perché è veramente mucho interessante da diversi punti di vista. Ci sono tante cose carucce che si possono fare con questa bellissima difesa e oggi lo andremo a dimostrare. Lo andremo a dimostrare che su questa, dopo devo giocare questa, lo andremo a dimostrare tipo così. Sembra un po' una variante della Caro-Ken. Va bene, fianchettiamo senza problemi. Questa mi costringe a giocare 6. Questa mi costringe a giocare 6. Donna F3 con attacchi potentissimi qui. Però no, con donna E6 però E6 libera questa diagonale. Quindi evitiamo il matto del barbiere, se fosse possibile sarebbe una bella cosa, se non è possibile ce lo facciamo fare, non è che piangiamo, giusto? Ok, C3 dà anche questa possibilità. Ok, arrocchiamo il prima possibile, poi devo capire cosa farmene di questo alfiere, se sbarazzarmene su questo cavalluccio marino o fare altro. Lo scopriremo solo vivendo, diceva qualcuno, giusto? Posso fare questa, spingere 5, creando una spinta di rottura. Se gioca a 3, H3, se gioca H3 è un casino, perché te lo do, tu fai questa, catturi, poi c'è donna qua. Quindi non te lo voglio dare l'alfiere. So che te lo dovrei dare, ma non te lo voglio dare, te lo do e poi c'è questa. Però ti faccio mettere la donna in F3 su quella bellissima casa, a gratis. Siamo certi? Sì, siamo certi, va bene, va bene. Ormai le navi sono partite. Quel che è fatto è fatto. Citazione dal film Non ci resta che piangere, un capolavoro di livelli incredibili. Capolavoro, ragazzi, capolavoro. Nient'altro da aggiungere se non capolavoro. Ok, capiamo un attimino come sviluppare il nostro gioco nel modo migliore possibile adesso. Allora, sono d'accordo. Sono d'accordo con questa mossa. Vediamo se c'è qualche tattica, qualcosa, ma non mi sembra purtroppo, è tutto tenuto. Che manovra di cavalluccio volante. Le ali di un uomo volante. Grande Masini. Allora. Sì, sono un po' di ingombro questi cavalli in questo momento preciso. Però questo mi facilita a spingere 5. Questa mossa che tu hai appena fatto mi facilita a spingere 5. Mi facilita. Spingo 5. Tac. 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 Sarei anche felice di darti questo pedone, per una donna un po' inattiva. Anzi, penso proprio che lo farò. Penso che lo farò perché questa posizione non mi fa impazzire. Sì, lo faccio. Oddio, la donna da qui insieme all'alfiere attacca anche qui. Quindi tac, 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 tac. Cavallo qui, alfiere qui, poi ti pappi anche l'altro cavallo. Non va bene questa linea. Questa linea non va bene. E dobbiamo giocare così, a malincuore. A malincuore giochiamo così, questo cavallo che è inutile, lo attiviamo in questo modo.
e poi scopriremo come giocare il resto. Che dici? Me lo dai o non me lo dai quell'alfiere? Me lo dai o non me lo dai? Anche perché significherebbe ritirare il tuo alfiere qui. È il che posso fare così. Ok, mi conviene pensare alle sue mosse anziché cazzeggiare perché sono sotto di tempo. Quindi sì, faremo questa. Ho scelto che faremo questa, ho scelto, basta. Ho scelto. Posso spingere, preparare spinte di codesto tipo. C'è C4. Bella, bella questa diagonale. C4, lui si indebolisce qui però. Però abbiamo sempre detto che lui da qui attacca anche qui, però finché c'è il cavalluccio che tiene qui potrebbe non essere un problema. Il cavalluccio non ci sarà più se va qui. Quindi niente, c'è il mio amico che sta progettando cosa fare. Non sai che non so. Non so come si può giocare qui per ottenere un vantaggio di qualche tipo. Esattamente. Esattamente. Meno che... Mamma mia, che brutta. Che brutti che siete, pedoni, fatevelo dire. Io solitamente sono molto amorevole con i miei pedoni, ma purtroppo in questo caso devo, in questo caso preciso, devo essere invece più cattivo. Ok, la donna controlla un pochettino questi due pedoni che possono risultare deboli. Attenzione, vantaggio di tempo nei confronti del mio avversario, cosa mai accaduta prima. Mai accaduta prima, ragazzi, mai. Vediamo come va a finire questa partita. Penso che lui potrebbe tranquillamente venire qui con l'alfiere. Ops. Cercare di cambiare gli alfieri scuri, che sarebbe una cosa buona per lui. Non l'ha fatta, vuole impedire questa, giustamente. È giusto che lui voglia impedirla e lo capisco, non lo biasimo, però farò questa. A meno che tu non voglia poi entrare qui. Però non credo ci siano grandi minacce all'orizzonte. Quindi giochiamo lineari, mosse semplici, ragazzi, e seppur sempre una blitz. Quindi non cercheremo le mosse migliori di questo mondo, ma ci accontentiamo di mossette buone. Niki Mansui. Comunque ragazzi c'era una bellissima
barzelletta che recitava così, adesso ve la recito, che recitava così e diceva: Topolino si fa le topoline ed è contento, Paperino si fa le paperine ed è contento, Pippo non è contento. Tutto questo per farmi scacco? Veramente? Io non te lo do l'alfiere, ma neanche morto. Neanche morto te lo do. Non so se è chiaro il concetto. Mi hai capi? Mi hai capi? Cavallo qui. Che problema c'è? Che problema c'è? Oh, cavallo qui. No, non è un problema. Non è un problema affatto. Anzi, cavallo qui mi gasa di più. Perché poi c'ho anche cavallo qui. Io mi esalto con questi cavalli. Attenzione però, attenzione a non esaltarmi troppo, se no creo danni. Cavallo qui, cattura, viene col pedone qui, non è il massimo del massimo. Vado al massimo. A gonfiere. Una baby girl. It's fantastic. Se vado con questo cavallo qua, cosa succede? Io non lo so, lo scopriremo. Sì, lo scopriremo. Ragazzi, gli anni 90, gli anni 90, gli anni dei Backstreet Boys, delle Barbie Girl, no, non erano Barbie Girl, erano Space Girls, ecco. Gli anni dei Five, vi ricordate i Five, da cui poi è nato Justin Timberlake, stavo dicendo Justin Bieberon, invece no. Ragazzi, devo rimanere concentrato, non farmi deconcentrare perché voglio capire cosa vuole fare il mio avversario. Una volta che io l'avrò capito sarò più sereno, però finché onestamente non lo capisco non sarò mai così sereno. Motivo per cui adesso c'è questa, o semplicemente questa che è ancora più cattiva. Facciamo questa, deciso. Niente. Niente da fare, farò questa. Farò questa anche se è tanto aggressiva, forse inutilmente aggressiva. Inutilmente aggressiva. Inutilmente aggressiva. I miei pezzi non coordinano e questo è un problema. Questo è un grande problema. Perché quando i pezzi non coordinano c'è solo un modo in cui può finire la partita. Cioè male. Cioè molto male. Molto, ma molto male. Va bene, fai quello che devi fare, non ti preoccupare, my friends, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, io sarò dalla tua parte, diceva qualcuno. Diceva qualcuno, qualche persona losca. Qualche personaggio losco diceva così: io sarò dalla tua parte, tu sarai, egli sarà, io ci sarò, tu ci sarai, essi ci saranno. Attenzione, triplo attacco. Sto cavallo è difeso per grazia ricevuta. E facciamo così. Faremo così in questo caso. In questo caso ce la caviamo in questo modo. Ah, non me la sono ancora cavata allora. Dillo che sei fastidioso come non so che cosa. Dillo, dici, io sono una persona fastidiosa e allora uno si organizza. Dico bene? Uno si organizza. Sapendo che tu sei fastidioso, uno si organizza. E invece no. E invece no. Forse avrei dovuto giocarla. Vabbè, la giochiamo adesso. La giochiamo adesso, no? Sembra corretta come cosa? A me sembra abbastanza corretta.
Sembra una soluzione abbastanza corretta. Questa non mi ha fatto impazzire onestamente. Adesso ho un po' di manovre interessanti. Cazzarola il tempo. Cazzarola il tempo. Il tempo non mi fa più ragionare. Ho 400 miliardi di pezzi all'attacco. Se non succede qualcosa mi arrabbio. Lo dico, sono serissimo. Deve succedere qualcosa. Dai, con tutti sti pezzi qui non si è mai visto che non succedeva nulla. Ma proprio non è possibile. Non è possibile che non accada nulla di nulla. Ok, scacco, bravo. Esatto. E ancora una volta ora dovrà succedere qualcosa. Cosa? Boh. Attenzione a questo pedone, Questo pedone potrà essere il mio peggior incubo. Potrà essere il mio peggior incubo. Bisogna solo sapere come trattarselo e farselo amico. Qui può scappare il matto, secondo me. Se mi organizzo, il matto può scapparci. Se la memoria non mi inganna, qui c'è il matto. Però non mi deve ingannare la memoria, perché sennò è la fine. Se no è la fine. Credo che ci sia il matto qui. Con i due cavalli così e la torre lì c'è il matto. Mamma mia ragazzi, che sudata. Ho fatto 200.000 errori, ne sono praticamente certo, però il mio avversario ne ha fatti di più, quindi è quello che conta. Ok, si è ritirato per il matto inevitabile di cavallo. 4 errori, pensavo di più. Analizziamola, cerchiamo di capire cosa è successo. Ok, quindi diceva alfiere F5, invece... Oh, che cosa ho fatto? Invece questo è andato qua. G7, tac, C5, che non ha avuto il coraggio di giocare. Ok, sì, qui è stato molto bene il mio avversario da subito praticamente. È stato molto bene da subito, partita piatta, tutto piatto, tutto troppo tranquillo. Ok, donna di 8 mi diceva. Cavallo qui, donna di 8 ancora una volta, cavallo per E5. Scusa, cavallo per E5, cattura. Non so perché mi diceva cavallo per E5 onestamente. Donna... Ah no, per E5, questo era D4, stupido. Cavallo per E5, ok. Ho giocato questa, è sbagliata perché mi sono esposto troppo. H per... Cavallo in G8 per mettere fine alle torture. Invece no, cavallo F5, H5. Qui stravantaggio del mio avversario. Ecco, sì, doveva giocare donna qui. Doveva giocare donna qui. Invece donna lì. Questa mossa qui inutile, però catturato e niente, questo è stato l'errore. Probabilmente non ha visto che si poteva catturare di torre. E con questa, Re G7 giusta. Ok, alfiere H4 c'era. Chissà perché pensavo sempre alfiere qui. C'era alfiere H4 che era altrettanto carina. Cavallo, scacco, ok, qui gli diceva di andare in F2 con questo cavallo, va bene, va bene, va bene, ok, vabbè questo è stato un errore, torre 2, cavallo e matto in 1. Mamma mia, sti cavalli sono potentissimi. Sì, ok, diciamo che il mio avversario aveva la partita in pugno. Facciamo che non la gioco più sta scandina. Giocata in questo modo, così alla rinfusa, giocata veramente male.
senza pedoni al centro. Va bene, va bene, va bene. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao ragazzi! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!